La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Comunico che su richiesta del Presidente della Quarta Commissione il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge numero 1030 stralcio quarta, disposizioni in materia di transizione energetica, di sistemi di accumulo di governo del territorio, di tutela ambientale e di interpretazione autentica, modifiche a leggi regionali varie, già fissato a mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 13, è prorogato a mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 13. L'Assemblea ne prende atto e possiamo iniziare. L'assessore è in aula e possiamo iniziare con la rubrica Turismo, Sport e Spettacolo, atti ispettivi. Andiamo all'interrogazione numero 1493, notizie relative alla gestione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana FOS, a firma dell'onorevole Ferrara, che non vedo, e quindi la trasformiamo in risposta scritta con l'ok anche da parte dell'assessore. Andiamo all'interrogazione numero 1777, stanziamento di fondi pubblici per l'associazione Progetto Teatrando con presunti legami familiari con deputato regionale, a firma Lavardera. Prego, Assessore. Grazie Presidente, gentili colleghi. In merito a questa interrogazione, così come riportato anche dagli stessi onorevoli interroganti, l'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023 numero 25 autorizzava la spesa di 5.630.000 euro per interventi e programmi di promozione turistica e culturale riferibili all'esercizio finanziario 2023. Demandando all'assessore regionale per il turismo la ripartizione delle suddette risorse in favore di alcuni enti per come all'allegata tabella 1, secondo la procedura descritta dal medesimo comma 2 dell'articolo 23. In attuazione appunto della sopracitata disposizione normativa, con decreto del direttore generale del 2989 del 24/11/2023 veniva approvato l'avviso per la presentazione delle istanze di interventi per la promozione turistica e culturale di cui alla legge regionale sopra indicata e successivamente con decreto assessoriale del 12/12/2023 veniva approvato il piano di riparto di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023 numero 25. Nel predetto piano di riparto risultavano compresi l'Associazione Culturale Si Può Fare di Catania col progetto La Meraviglia dell'Opera dei Pupi per un valore di 80.000 euro e l'Associazione Progetto Teatrando di Sortino, progetto Natale in palcoscenico per un importo di 100.000 euro. I predetti interventi finanziari sono stati poi liquidati con ovviamente i provvedimenti del caso. Come anche rappresentato in premessa dagli stessi onorevoli interroganti, l'attribuzione dei benefici economici di che trattasi è stata frutto di determinazioni legislative che individuano a monte i destinatari degli stessi. Alla luce di quanto sopraesposto, è evidente come l'attuazione della disposizione, oggetto di un iter legislativo conclusosi con l'approvazione di un testo discusso e condiviso in seno all'organo a ciò deputato, non lasciava margini per ulteriori valutazioni circa l'individuazione dei soggetti destinatari ascrivibili all'assessore al ramo, unicamente autorizzato a ripartire le risorse che erano appunto già state stanziate in favore degli enti individuati dalla stessa legge nel rispetto delle procedure anch'esse indicate nel sopracitato articolo 23,2. Con riferimento poi alle considerazioni concernenti la sede dell'associazione in questione si rappresenta quanto segue.
La sede dell'associazione Progetto Teatrando risultava essere, alla data del 21 novembre 2023, in via Aldomoro numero 8, Sortino. La stessa associazione, con una email del 21/11/2024, ha comunicato al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la propria nuova sede legale in via Padre Guadenzio Cianci 26, sempre Sortino, allegando copia del verbale del Consiglio direttivo in cui risulta formalizzata la delibera di trasferimento appunto della sede legale. Infine, per ciò che concerne il Teatro Musco, gli uffici del Dipartimento non hanno rinvenuto documentazione dalla quale possano desumersi collegamenti dell'Associazione Progetto Teatrando con il Teatro Musco, peraltro non incluso tra gli enti di cui alla tabella 1, allegata alla legge regionale 21 novembre 2023 numero 25, che appunto individua i destinatari degli interventi, di cui al sopracitato articolo 23, dunque in alcun modo oggetto dello stesso finanziamento, come invece riportato dagli interroganti. Grazie. Grazie Assessore. Prego onorevole Lavardera. Sì, grazie Presidente. Questa è un'interrogazione che ha una data praticamente di oltre quasi un anno e mezzo fa e che riporta in quest'Aula un fatto di cui mi sono occupato appunto un anno e mezzo fa e che è diventato anche oggetto di diverse inchieste giornalistiche che hanno fatto emergere in maniera inequivocabile come un deputato di questa Assemblea regionale abbia in qualche modo fatto arrivare appunto dei fondi a delle associazioni riferibili, se non per l'indirizzo ad esempio di casa, ad alcuni suoi familiari. È notorio che ovviamente questo è stato un caso più che tecnico, così come ce lo vuole riportare l'assessore Amata, di opportunità politica, perché nessuno ha mai detto che dal profilo della illecità dell'azione ci possano essere dei profili di illeciti. Ci siamo semplicemente posti a una questione di opportunità, cioè che se fosse opportuno eticamente e moralmente che arrivassero dei fondi comunque attraverso una legge finanziaria a delle comunque associazioni riferibili a parenti di deputati. È come se domani mattina io facessi un'associazione, in qualche modo inserirei i miei riferimenti parenti, mogli eccetera e poi farei arrivare in qualche modo dei soldi. Ci siamo fermati a questo aspetto. Per questa vicenda sono stato finanche minacciato di morte da un collega deputato, ma questo è un fatto storico. Noi non ci saremmo aspettati una risposta tecnica, caro Assessore. Ci saremmo aspettati una risposta nel merito della morale politica. Comprendo che è complesso prendere una posizione da parte sua, che in questo momento sta anche vivendo una vicenda, diciamo, personale, anche giudiziaria, dove è un po' complesso dare delle opinioni sulla moralità o meno, e quindi l'avrebbe messa un po' in difficoltà. Però rimane il tema che davanti a questa evidenza, cioè per la prima volta dopo 2 anni parliamo di questa cosa in aula in maniera tecnica e precisa, ci saremmo quantomeno aspettati da parte sua una presa di posizione della, come dire, inopportunità politica del fatto che un deputato possa in qualche modo far arrivare dei soldi a delle associazioni riferibili ai propri parenti. Ci saremmo aspettati questo, non ci saremmo aspettati la lettura dei fatti tecnici dell'assessorato, perché guardi, vede Assessore, ci sono delle vicende che vanno al di là del ruolo che noi ricopriamo e attengono alla sfera dell'opportunità. Noi quello ci saremmo aspettati. Per questa ragione non possiamo non essere soddisfatti rispetto a questa risposta. Mai il sottoscritto ha detto che il collega ha messo in essere delle azioni dal punto di vista legale illecite. Mai. Abbiamo parlato di opportunità. Allora davanti a questi temi comprendiamo come lei, il suo governo, il governo che rappresenta proprio del profilo dell'opportunità, ne ha fatto un vessillo negativo al contrario, cioè voi siete l'emblema della inopportunità, lo siete perché avete il coraggio di fare, come dire, come se nulla fosse, assumere anche mogli di deputati, figli di sindaci, la vostra stessa maggioranza è al centro di continui scandali ogni giorno e andate avanti come se nulla fosse. Allora, davanti a questo fatto, ripeto, sono qui perché è un'interrogazione di 2 anni fa, superata, passata e discussa, ma davanti a questi fatti è giusto ricordare che ovviamente
la ritorsione politica che ha pensato bene di mettere in atto questo collega parlamentare si è rivenuta in alcune foto su Facebook, perché poi questo accade, quando tu hai il coraggio di raccontare fatti e misfatti ti devi aspettare poi le controrisposte, ma questo chiaramente non è un problema, sapevamo esattamente a che cosa andassimo incontro, ma in quest'Aula era giusto che raccontassimo anche attraverso un atto parlamentare, che ne si dica che noi facciamo soltanto denunce mediatiche o social, noi portiamo i fatti nel cuore delle istituzioni, in quest'Aula, e in quest'Aula abbiamo appreso sostanzialmente una filippica di 4 minuti, di 7 minuti, nella quale l'assessore al ramo, l'assessore allo spettacolo ha preferito non dire una sola parola rispetto all'opportunità politica di un collega parlamentare di far arrivare dei soldi, delle risorse nelle casse di associazioni con parenti riferibili. Ci sono delle indagini in corso e ci auguriamo che vadano in fondo, perché ci sono delle sfere che si devono occupare altri palazzi, ma davanti a questa sua presa di posizione, che non è una presa di posizione nel merito sulla opportunità politica ma solo tecnica, non possiamo che ritenerci insoddisfatti e quasi non ci stupiamo, perché se lei avesse preso posizione rispetto all'etica e alla morale, evidentemente forse qualcuno veniva da lei e avrebbe in qualche modo recriminato il suo rinvio a giudizio, che pesa come un macigno. Grazie onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 1813, carenza di personale negli uffici preposti all'assegnazione del codice identificativo regionale CIR e ripercussioni sul settore turistico, a firma dell'onorevole Gennuso. La trasformiamo in scritto, onorevole? Anche con l'accordo dell'assessore. Grazie, onorevole. Andiamo all'interrogazione numero 1824, notizie urgenti in merito all'utilizzo di fondi regionali per la missione istituzionale a Detroit in occasione della festa di Lischetti di Terrasini, a firma Lavardera. La trattiamo, onorevole? Prego, assessore. Grazie Presidente. La legge regionale 30 gennaio 2025 numero 3, disposizioni finanziarie varie, con l'articolo 5, comma 2, ha autorizzato il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 2025 a trasferire ai comuni un totale complessivo di 13.409.000 euro per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, sportiva, culturale. Considerato che i trasferimenti in favore degli enti locali di cui all'articolo 5,2 della legge sono stati attribuiti nella misura e per le finalità della realizzazione di interventi e programmi svolti e da svolgersi entro l'esercizio finanziario 2025 di promozione turistica, sportiva, culturale e attività di marketing, e che pertanto ricadeva sulle stesse amministrazioni locali l'onere della corretta finalizzazione delle relative spese, con decreto del direttore generale numero 498 del 3/3/2025 si è provveduto all'impegno della somma complessiva di 13.409.000 euro in favore degli enti locali indicati e si è disposto il trasferimento delle rispettive somme. Gli interventi finanziari menzionati nell'atto ispettivo in argomento sono tra quelli previsti nella predetta legge che, indicando tra gli altri il Comune di Terrasini quale beneficiario delle somme, lasciava allo stesso l'individuazione delle modalità di perseguimento della finalità legislativa. Tale scelta legislativa, peraltro, è andata in continuità con quanto già avvenuto in precedenza e si collega ad una ratio di semplificazione amministrativa che opera nel solco dei principi di autonomia locale e di decentramento amministrativo. Tenuto conto delle predette considerazioni di rispetto per l'autonomia locale, nonché del ritorno in termini economici ipotizzabili per la stessa comunità locale, il competente ufficio del Dipartimento regionale turismo ha richiesto al Comune di Terrasini, con riferimento alla missione in argomento, il rendiconto che, oltre alla documentazione contabile della spesa, esplicitasse anche i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. Il Comune di Terrasini, oltre a trasmettere la documentazione contabile, di cui è stata riscontrata la regolarità, ha anche rappresentato quanto segue.
Nei mesi di aprile e maggio 2025 è stato utilizzato l'importo complessivo di 100.000 euro per le celebrazioni della festa di Lischietti, realizzate in parte a Terrasini, come avviene ogni anno per antica tradizione nel periodo di Pasqua, e in parte nell'iniziativa realizzata quest'anno a Detroit. Con nota protocollo numero 6218 del 6 marzo 2025, il Club Terrasini a Detroit ha comunicato al Comune di Terrasini l'avvio dei preparativi della festa di Lischietti 2025, che si sarebbe tenuta a Detroit, Michigan, ritenendo un dovere continuare questa tradizione della festa che ha caratteristiche di unicità nel mondo, in rappresentanza appunto degli emigrati terrasinesi che risiedono negli USA ed in Canada, affinché i legami, l'origine e l'amore per la nostra terra rimangano sempre vivi nei nostri cuori. Con nota protocollo numero 8090 del 25 marzo 2025, il sindaco di Terrasini, in riscontro alla nota del Club Terrasini a Detroit, ritenendo con ampia motivazione di partecipare del 2025 ufficialmente con una delegazione di Terrasini alla festa di Lischietti, organizzata dagli emigrati terrasinesi, dava indicazione al capo area di attivarsi per l'organizzazione del viaggio a Detroit. L'Ufficio Turismo del Comune di Terrasini quindi ha attivato le procedure amministrative e gestionali per la fornitura dei biglietti aerei di andata e ritorno e pernottamenti per la missione istituzionale a Detroit per la partecipazione di una delegazione di amministratori e funzionari alla festa. Con riferimento ai risultati conseguiti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento, lo stesso Comune precisa: per la sua valenza antropologica di forte connotazione tradizionale, da sempre la festa di Lischietti rappresenta un motivo di interesse e di richiamo culturale e turistico, una tradizione conosciuta in tutto il mondo, trasmessa anche dai tanti emigranti che diventano generatori di flussi turistici definiti di ritorno. In occasione del viaggio della delegazione istituzionale di Terrasini per le celebrazioni della festa di Lischietti negli USA, tante sono state le iniziative culturali, sociali, religiose realizzate in diverse città americane, con l'obiettivo di rinsaldare i rapporti con le comunità dove risiedono tantissimi emigrati terrasinesi. La festa di Lischietti rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra tradizione storica e culturale. La celebrazione che si è svolta a Detroit nel periodo dal 13 al 19 maggio 2025 ha riscosso un grande successo in termini di entusiasmo e partecipazione. La festa, con la sua famosa alzata dell'albero, ha visto la presenza della banda musicale e l'esibizione del gruppo folcloristico di Terrasini ed ha coinvolto numerosi emigrati terrasinesi residenti appunto in America. È stato motivo di richiamo anche per tantissimi cittadini locali. L'iniziativa è servita, oltre che a rinvertire oltreoceano la peculiarità, la tradizione dell'antica festa, anche a promuovere l'immagine turistica di Terrasini, a rinsaldare i rapporti con gli italo-americani di origine terrasinese e a favorire quello che possiamo definire un turismo di ritorno. Grazie Assessore. Onorevole Vardera, prego. Sì, grazie Presidente. La vicenda è nota, siamo sempre allo stesso punto di poco fa, non è messa in discussione la ovviamente opportunità o meno di un comune a partecipare alla festa di Lischietti. Viene meno, come dire, la congruità della spesa e la bontà della spesa del denaro pubblico dei siciliani che davanti a priorità ben più importanti della festa di Lischietti, con tutto il rispetto per i Lischietti che giustamente devono festeggiare, essendo che non sono sposati, a loro va dedicata una festa speciale, però fa ridere che utilizziamo dei soldi e li mandiamo a Detroit con i soldi dei siciliani, compreso sindaco e una lista oggettivamente
di sparuti soggetti che hanno anche partecipato, e chiederemo anche ovviamente rendiconto delle spese e come li hanno spesi questi soldi. Ritengo che Terrasini abbia altre priorità. Terrasini dovrebbe occuparsi di rifare le strade, dovrebbe occuparsi di dare servizi essenziali a quella comunità, dovrebbe occuparsi di fare una festa per le cose giuste di quel paese e non spedire un gruppo di sindaci amici tra di loro e andarsene a Detroit. Beh, questa è la dimostrazione plastica di come questo centrodestra e come il partito del sindaco di Terrasini, Fratelli d'Italia, gestisca in qualche modo la cosa pubblica. Nulla di, come dire, illegale, nulla di rilevante dal punto di vista penale, ma sul piano dell'opportunità non smetteremo di dirlo a destra, a sinistra, a Detroit, a Filadelfia, a Panama o a Carini, che questo modo di spendere i soldi dei siciliani grida vendetta. E non smetteremo di farlo in questa Aula, non smetteremo di farlo nelle sedi competenti, non smetteremo di raccontare come dire, la faccia tosta di certi sindaci che pensano di poter rappresentare la cosa pubblica organizzando feste, festini, come diceva un comico palermitano, matrimoni e lassatini. E in questo caso, oggettivamente, la vicenda che riguarda la festa degli Schetti è l'emblema delle priorità di questa amministrazione regionale e comunale, che a cascata ovviamente si rimanda nei vari territori. È importante festeggiare i Schetti. Ora noi ritengo col Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico se possiamo organizzare una festa dei maritati. Ci organizziamo, facciamo, perché ovviamente ci sentiamo anche un po' offesi, quelli che si sono sposati hanno bisogno di fare una festa, anche perché abbiamo più pensieri di Reschetti e quindi secondo questo criterio i maritati meritano di più. Allora, a parte lo scherzo, qua c'è poco da ridere, è l'emblema, è la visione plastica di come si spendono i soldi dei siciliani con il tecnicismo, l'avvocatese, il burocratese. Allora, caro Presidente Di Paola, le chiedo, anche lei è sposato, organizziamo la festa del matrimonio, la festa degli sposati, altrimenti, come dire, ci offendiamo e oggettivamente non ce lo possiamo permettere. Viva Dio, prima o poi questa terra la cambieremo e speriamo che cambieranno anche questi assessori e questa giunta. Lo chiedono i siciliani, non sono soddisfatto. Grazie. Grazie onorevole Lavardera, non entro in merito alle tipologie di festa che vuole organizzare o che si vogliono organizzare in futuro. Andiamo all'interrogazione numero 1897, urgenti verifiche sulla gestione dell'incarico di direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento alla luce delle relative vicende giudiziarie, a firma sempre dell'onorevole Lavardera, che trattiamo anche questa. Sì, notavo. Prego, Assessore. Presidente, la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento ha personalità giuridica di diritto privato, riceve contributi da questo ramo di amministrazione inizialmente in virtù della legge regionale 3 dell'8196 articolo 1,2, ai sensi del quale per rassicurare l'attività del Teatro Pirandello di Agrigento, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1995. Successivamente, in forza di apposita quantificazione annuale in sede di approvazione della legge di stabilità regionale. Con riferimento alla governance, il Presidente della Regione nomina un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, così come previsto dallo Statuto della Fondazione all'articolo 7,1 lettera B. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto della Fondazione, la designazione del direttore artistico rientra nelle prerogative del direttore generale. Pertanto, al fine di poter rendere il dovuto riscontro, le richieste di informazioni oggetto dell'interrogazione sono state trasmesse dal servizio competente per materia alla Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. In risposta alla suddetta nota, il direttore generale della Fondazione ha relazionato in merito ai diversi punti, con nota assunta al protocollo del Dipartimento al numero 34387 del 2/10/25. Nel merito, pertanto, di seguito si riassume quanto relazionato dal direttore generale
alla luce delle dimissioni del direttore artistico Francesco Bellomo, conseguenti alla pubblicazione di notizie relative ad un'indagine della Procura della Repubblica di Roma che lo vede coinvolto con specifico riferimento ai 2 quesiti, rivolti appunto dagli interroganti alla Regione, ma per le richiamate attribuzioni risultanti dal citato articolo 9 dello Statuto, esclusivamente riconducibili e ascrivibili alle competenze del direttore generale della Fondazione medesima. Il primo quesito era se fosse a conoscenza della vicenda giudiziaria che coinvolgeva Francesco Bellomo al momento della sua nomina o successivamente. Il direttore generale chiarisce che la nomina di Francesco Bellomo a direttore artistico del Teatro Pirandello risale al mese di novembre dell'anno 2021 e che al momento della designazione non risultava a suo carico alcuna pendenza giudiziaria, né vi erano elementi né formali né informali che potessero far dubitare della sua affidabilità personale, fiscale o reputazionale. Le notizie apparse sulla stampa nel 2025 si riferiscono a vicende insorte in epoca successiva alla nomina e riconducibili a controversie di natura esclusivamente privata dell'ex direttore Bellomo, per le quali la Fondazione Teatro Pirandello risulta estranea. Tuttavia sono stati richiesti chiarimenti all'ex direttore che nel fornire documentazioni in merito provvedeva contestualmente a presentare le proprie dimissioni al fine di tutelare l'immagine del Teatro Pirandello. Dai documenti inviati si evince che il direttore Bellomo avesse già avviato in data certamente anteriore diverse azioni giudiziarie all'indirizzo del signor Iannone volte alla tutela dei propri diritti oltre che delle proprie ragioni. Quali criteri e modalità, questo è il secondo quesito, siano stati adottati per la selezione e nomina del direttore artistico del Teatro Pirandello e se siano previsti controlli preventivi in merito alla situazione giuridica, fiscale e reputazionale dei candidati. Il direttore generale precisa che la designazione del direttore artistico rientra nelle prerogative del direttore generale, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto della Fondazione. La scelta di Bellomo rispondeva alla chiara necessità di individuare una figura di comprovata competenza artistica e manageriale, in grado di assicurare qualità progettuale, capacità di gestione e al contempo profonda conoscenza del territorio. Francesco Bellomo è nativo di Agrigento, ha saputo coniugare il radicamento territoriale con un prestigioso percorso artistico nazionale. Vanta un'esperienza trentennale nel settore teatrale e cinematografico, con quasi 100 produzioni realizzate a livello nazionale come regista e produttore. Ha inoltre operato al fianco di Maurizio Costanzo nella rifondazione e direzione del Premio Persefone. Il suo curriculum, ampio e consolidato, ne faceva un profilo di indiscussa idoneità, capace di coniugare esperienza nazionale, prestigio artistico e radicamento culturale sul territorio. La nomina è stata quindi disposta con piena aderenza ai criteri di merito, professionalità e comprovata esperienza ed in totale assenza di elementi ostativi di natura giuridica, fiscale o reputazionale. Il direttore generale sottolinea che le dimissioni rassegnate da Bellomo non sono da intendersi come ammissione di responsabilità, ma come gesto di responsabilità e sensibilità istituzionale nei confronti della Fondazione. Grazie Assessore. Onorevole Lavardera. Sì, grazie Presidente. L'interrogazione anche questa datata raccontava una vicenda singolare che appunto riguardava Francesco Bellomo, indagato dalla Procura di Roma per un'ipotesi di sostituzione di persona. Secondo quanto riportato dalla stampa, la vicenda riguarderebbe una società indebitate con il fisco per circa 486.000 euro. E chiaramente questo metteva non in lustro quello che è un teatro importante come quello del Teatro Pirandello, che aveva un proprio direttore in qualche modo a cui la propria immagine, la propria credibilità veniva lesa. Poniamo che effettivamente uno dei pochi esercizi rari nel mondo vicino al governo Schifani, che quando qualcuno, anche per una paventata ipotesi di reato, Bellomo è un eroe. Io oggi vorrei santificare Bellomo in quest'Aula, vorrei enunciare e tessere le lodi di Bellomo, perché Bellomo, a differenza di molti di questa maggioranza, ha esercitato una cosa che è rarissima, cioè l'esercizio delle dimissioni.
Bellomo ha avuto il coraggio, e quindi Deo gratias e complimenti a Bellomo, non appena ha preso l'indagine della Procura di Roma, incredibilmente ha deciso di fare un passo indietro. Allora io inviterei molti esponenti di questa maggioranza a seguire le orme di Bellomo, che nonostante paventati e continui rinvii a giudizio stanno lì aggrappati alle proprie sedie, alle proprie poltrone. Quindi sotto questo punto di vista mi dichiaro assolutamente soddisfatto per la scelta di Bellomo di dimettersi, insoddisfatto per la scelta dell'assessore di rimanere in giunta. Ok, onorevole Lavarda, quindi parzialmente soddisfatto. Insoddisfatto. Andiamo all'interrogazione numero 2002, notizie ed urgenti interventi sulle gravi irregolarità contabili, amministrative e gestionali riscontrate presso il Teatro Massimo Bellini di Catania, a firma dell'onorevole Lavardera, che trattiamo. Prego, Assessore. Al fine di poter rendere il dovuto riscontro all'interrogazione, il Dipartimento, con nota protocollo 34244 dell'1/10/2025, ha trasmesso le richieste, come formulate nell'interrogazione, all'ente Teatro Bellini di Catania, che con successiva nota a firma del sovrintendente ha relazionato in merito ai diversi punti oggetto della richiesta relazione. Il Dipartimento regionale, quale organo tutorio, premette che il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri designati dalla Regione Siciliana, tra cui il Presidente, ed esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente, riferendone semestralmente con apposita relazione all'organo medesimo. L'ente ultimamente è stato più volte oggetto di segnalazioni da parte di un'organizzazione sindacale per presunte violazioni nella gestione amministrativa ed artistica dell'ente. A seguito di richieste da parte del Dipartimento e da approfondimenti eseguiti dallo stesso, non sono state rilevate azioni irregolari nelle procedure attuate, né violazioni di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche. Riferendo altresì quanto precisato sul punto dal sovrintendente, secondo cui il teatro è stato costretto, a causa di un'associazione sindacale, tra l'altro neppure firmataria di contratto, a difendersi dalle ripetute denunce su inesattezze, falsità e calunnie, dirette a screditare l'ente e a danneggiare l'immagine, e come tali oggetto di denuncia querela al vaglio dell'autorità giudiziaria. Lo stesso ha precisato a riguardo di essersi rivolto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, fornendo una relazione dettagliata su quanto accaduto a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Avvocato Enrico Trantino, nonché Sindaco del Comune di Catania, allo scopo di adire l'autorità giudiziaria attraverso la formulazione di un esposto querela nei confronti degli autori di vari attacchi alla governance dell'ente, che lo stesso individua nell'associazione sindacale denominata Libersind, che, avvalendosi di tale avvocato Valenti, ha attaccato l'attività del teatro attraverso una serie di esposti diffamatori che coinvolgono la gestione amministrativa nel suo complesso. A conferma della pretestuosità della tesi sostenuta dal predetto sindacato su uno dei tanti argomenti oggetto di contestazione, il sovrintendente ha trasmesso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania sezione lavoro ha respinto la richiesta di immediata immissione nella graduatoria avanzata in via cautelare da uno dei lavoratori ricorrenti, con considerazioni di merito, in cui la governance del teatro ha individuato un primo avallo giurisprudenziale ai percorsi gestionali dalla stessa finora compiuti. Essendo stato riscontrato indubbiamente un ritardo nella definizione e approvazione dei bilanci, dovuto alla carenza di personale amministrativo, l'organo tutorio ha più volte inviato la governance a prendere provvedimenti per la risoluzione di dette problematiche, ricorrendo eventualmente ad una esternalizzazione dei relativi servizi. Nell'anno 2025 il Dipartimento ha rappresentato all'ente che non si sarebbero consentite ulteriori proroghe sulla gestione provvisoria oltre il termine ultimo del 30 giugno 2025.
Ora andiamo alle questioni che sono state appunto le domande, i quesiti dell'interrogazione. Quali iniziative di controllo e vigilanza siano state attuate dall'Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo in riferimento alle reiterate proroghe della gestione provvisoria disposte per il Teatro Massimo Bellini e se siano state verificate le ragioni del ritardo nell'approvazione dei bilanci e la legittimità delle attività economiche svolte durante tali periodi. Preliminarmente si precisa che il Dipartimento ha autorizzato la gestione provvisoria del bilancio ex articolo 43 entro e non oltre la data del 30 giugno 2025. Nelle more dell'approvazione da parte dell'ente del bilancio di previsione pluriennale per procedere al pagamento delle spese del trattamento economico del personale, ai pagamenti relativi alle imposte, tasse e spese obbligatorie indifferibili, il cui mancato pagamento avrebbe potuto provocare danni patrimoniali gravi ed irreparabili all'ente. Le ragioni del ritardo sono varie e sempre legate alla carenza di personale amministrativo. In ogni caso l'organo tutorio ha verificato attraverso l'operato del Collegio dei Revisori che nelle more dell'approvazione dei bilanci preventivi l'ente abbia sempre operato in piena legittimità delle attività economiche svolte. E su questo punto specifico l'ente Teatro Bellini ha reso delle precisazioni che il Dipartimento ha ritenuto esaustive. L'altro quesito, se sia stata effettuata una verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di tutti gli atti amministrativi, dei bilanci, delle deliberazioni e delle determine sul sito istituzionale in conformità al decreto legislativo numero 33 del 2013 e quali provvedimenti siano stati adottati per porre rimedio alle carenze riscontrate. A tal proposito si precisa che il Dipartimento verifica periodicamente, prima di erogare i dovuti contributi, che l'ente sia in regola con le pubblicazioni di cui al decreto legislativo 33 del 2013 e in caso contrario invita l'ente a provvedere all'aggiornamento. Il sovrintendente ha comunque approfondito il punto in questione, che si riporta di seguito, ritenuto dal Dipartimento esaustivo. Quali procedure siano state adottate per l'affidamento di incarichi, forniture e servizi e se vi siano state violazioni della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Sul punto, in considerazione della richiesta di chiarimenti, il sovrintendente ha risposto con delle opportune precisazioni ritenute anche queste esaurienti dal Dipartimento. Ovviamente tutte le precisazioni dell'ente teatro sono contenute nella interrogazione, non le vado a leggere perché comunque è stata anticipata in forma scritta. Se abbiano verificato la legittimità dei contratti a termine stipulati dal teatro, con particolare riferimento ai limiti temporali e al divieto di cumulo di incarichi previsto dalla legge numero 489 del 1992. Anche su detto punto, vista la specificità delle informazioni, sono stati chiesti approfondimenti direttamente all'ente Teatro Bellini, che ha formulato delle considerazioni ritenute sempre esaustive dal Dipartimento, anche queste contenute nella risposta all'interrogazione. Quali verifiche siano state compiute in materia di conformità con la normativa privacy e quali misure siano state adottate per evitare ulteriori sprechi di risorse pubbliche. Questo punto si riferisce al presunto acquisto da parte dell'ente di un sistema di rilevazione presenze non utilizzato e che violerebbe la tutela della privacy. Il sovrintendente interpellato in merito ha chiarito e non è stato ritenuto da parte dell'organo tutorio di dover adottare alcun provvedimento. Se abbiano effettuato approfondimenti sulla presenza di situazioni di conflitto e rapporti familiari tra i membri della governance e revisori e quali azioni correttive siano state disposte. L'interrogazione fa riferimento all'incarico di consulente legale affidato all'avvocato Pierpaolo Lucifora, figlio del grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Luigi Albino Lucifora,
che ha collaborato in passato a titolo gratuito con la governance dell'ente. Sul punto, il sovrintendente ha chiarito e da quanto di seguito precisato non sono state ravvisate azioni illegittime né conflitti di interesse, pertanto non è stato ritenuto da parte dell'organo tutorio di dover apportare misure correttive. Se abbiano esaminato la legittimità e la trasparenza delle modalità con cui il direttore artistico assegna incarichi e riceve compensi e come intendano procedere per assicurare il rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge. A questo proposito l'ente ha specificato in maniera ritenuta esaustiva dall'organo tutorio che l'incarico di direttore artistico dell'ente conferito al maestro Fabrizio Maria Carminati è stato autorizzato da ultimo con la deliberazione del Consiglio di amministrazione numero 27 del 25 novembre 2024 per il periodo 16 gennaio 2015-15 gennaio 2027. Il contratto del maestro Fabrizio Maria Carminati prevede un compenso annuo lordo di 80.000 euro. Il contratto prevede anche la possibilità per il maestro, in relazione alla sua qualità di direttore d'orchestra di chiara fama internazionale, di definire di concerto con il sovrintendente la direzione per ogni anno compreso nella vigenza del contratto di 1 o 2 produzioni delle stagioni liriche e 1 o 2 produzioni sinfoniche, al fine di assicurare grande qualità artistica di esecuzione con abbattimento dei costi correlati. Nel predetto compenso viene inclusa anche la direzione orchestrale di un concerto sinfonico e o sinfonico corale a titolo gratuito, da individuare per ogni anno compreso nella durata contrattuale di concerto con il sovrintendente, tra quelli che, per tradizione particolarmente sentita dai cittadini di Catania o per i connessi significati culturali, storici e sociali, viene da anni considerato un consolidato appuntamento per l'ente. Un altro quesito: se abbiano riscontrato elementi di illegittimità nelle attività artistiche e organizzative poste in essere senza bilancio preventivo approvato in particolare per la stagione 24-25. Per quanto concerne l'asserita programmazione di eventi in assenza di bilancio di previsione, il Dipartimento ha evidenziato che l'organizzazione dell'attività lirico-sinfonica e teatrale dell'Ente Teatro Bellini di Catania costituisce un elemento essenziale e identitario dell'ente stesso, rappresentando la ragione primaria della sua esistenza e della sua missione culturale. In tale prospettiva le attività artistiche e organizzative poste in essere, incluse quelle relative alla stagione 24-25, devono essere considerate funzionali allo svolgimento delle finalità istituzionali del teatro. Inoltre, tali attività sono sottoposte al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, organo costituito da 3 membri designati dalla Regione Siciliana, deputato appunto alla verifica della regolarità amministrativa e contabile, attraverso il quale viene esercitata la necessaria vigilanza sulle procedure e su tutti gli atti di gestione. A seguito delle verifiche svolte nell'ambito delle proprie competenze, il Collegio dei Revisori non ha rilevato alcun elemento di illegittimità nelle attività artistiche e organizzative poste in essere, né con riferimento alla programmazione, né con riferimento alla gestione delle relative spese. Nel dettaglio, in merito alla programmazione di Lucia di Lammermoor, citata nell'interrogazione che si riscontra, il sovrintendente ha reso delle precisazioni che il Dipartimento, quale organo tutorio, ha ritenuto esaustive, anche nella considerazione che, come già precisato, il Collegio dei Revisori dei Conti, che esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente, riferendone all'organo tutorio medesimo, non ha segnalato alcuna criticità. In conclusione, il Dipartimento riferisce altresì che l'Ente Teatro Massimo Bellini ha tenuto a sottolineare i risultati positivi ottenuti dall'attuale gestione del teatro, tra cui si passano in rassegna a titolo esemplificativo alcuni di essi.
Circa 50 assunzioni a tempo indeterminato, fra stabilizzazioni del personale precario storico, concorsi pubblici, categorie protette, ancora progressioni verticali e salvaguardia dei livelli occupazionali, sold out continui nelle varie produzioni, 7.000 abbonati, coproduzioni con teatri nazionali ed internazionali, dirette RAI, trasmissioni Sky, incisioni discografiche, premi internazionali, stagioni estive. Non si registrano perdite di esercizio e anticipazioni di cassa. Numerosi infine sono stati in quest'ultimo quinquennio i contributi ordinari ed i finanziamenti straordinari regionali e ministeriali per la riqualificazione e ristrutturazione ordinaria e straordinaria del teatro e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti. Una crescita così rapida e intensa richiede una visione strategica di lungo periodo, fondata sulla sostenibilità economica e sull'efficienza gestionale. Grazie Assessore. Onorevole Lavardera, come si dichiara? Grazie Presidente, ho ascoltato l'attenta analisi dell'Assessore, a cui chiedo la copia della risposta, della sua risposta, e quindi mi riservo di leggerla approfonditamente perché alcune cose sono da riservare, quindi in questo momento mi ritengo parzialmente soddisfatto. Grazie onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 2056. Notizie urgenti in merito alle criticità applicative e richieste di modifica del DA numero 2104 del 25 giugno 2025, in attuazione della legge regionale numero 6 del 2025 in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive, a firma dell'onorevole Lavardera. Prego Assessore. Grazie Presidente. Il decreto assessoriale numero 2104 del 25 giugno 2025, emanato in attuazione della legge regionale 6 del 2025, oggetto dell'interrogazione, è stato modificato con decreto assessoriale numero 2753 dell'8/8/2025, con il quale sono state superate molte delle criticità evidenziate nell'interrogazione in argomento. Nello specifico è stata prevista l'esclusione esplicita da alcuni requisiti rigidi per le strutture extra-alberghiere e le attività condotte in locali di civile abitazione, alle quali sono garantiti congrui margini temporali per i necessari adeguamenti. Tali adeguamenti, tuttavia, non interessano le superfici minime né le cubature delle stanze per le strutture già esistenti e classificate, salvaguardando così la sopravvivenza delle piccole realtà ricettive a meno di futuri ampliamenti. Inoltre, per evitare che parametri concepiti per le grandi realtà alberghiere ostacolassero il settore extraalberghiero, l'allineamento alle prescrizioni del decreto ministeriale 236 dell'89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche è stato circoscritto, come per legge, esclusivamente agli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto o a quelli sottoposti a interventi di integrale ristrutturazione. Si è tenuto anche conto delle strutture ubicate in immobili assoggettati ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42, Codice dei beni culturali. Per tali fattispecie le disposizioni del decreto sono applicabili solamente e compatibilmente con la conservazione del bene e i vincoli architettonici esistenti. In merito alla disciplina degli arredi e dei posti letto, come previsto dal paragrafo 1.2 del decreto assessoriale, l'utilizzo di divani letto e poltrone letto è consentito esclusivamente all'interno delle camere da letto, a condizione che le superfici minime dei locali ne permettano l'inserimento nel rispetto dei parametri dimensionali vigenti. Resta fermo il divieto assoluto di posizionare letti o soluzioni analoghe in locali non adibiti a zone notte, quali i soggiorni e le cucine delle strutture situate in locali di civile abitazione. Qualora utilizzati nelle camere, anche i divani e le poltrone letto devono essere dotati di materassi con uno spessore non inferiore a centimetri 20 per garantire standard qualitativi adeguati all'ospitalità turistica.
Per quanto concerne l'uso di letti a castello, si chiarisce che tale soluzione è prevista e consentita esclusivamente per le tipologie ricettive di carattere sociale o montano, quali ostelli, rifugi escursionistici, rifugi montani e bivacchi, appunto in ragione della loro specifica natura funzionale. Nelle restanti tipologie di strutture l'ospitalità resta improntata al principio dei posti letto non sovrapponibili a garanzia del comfort e dei parametri di superficie per l'ospite. Laddove l'uso dei letti a castello è ammesso, esso deve comunque rispondere a più rigorosi standard di sicurezza e deve risultare sempre compatibile con i parametri di cubatura e areazione previsti per i locali di pernottamento. In merito al requisito del personale bilingue, si precisa che l'obbligo di impiegare addetti al servizio di ricevimento e portineria con competenza linguistica professionale e certificata, nella misura del 50% del personale, è una previsione limitata esclusivamente agli hotel classificati 5 stelle lusso. Tale standard non trova applicazione nelle restanti tipologie ricettive previste dalla legge regionale 6/2025. Quanto ai sanitari previsti nei bagni delle strutture ricettive, la previsione, ritenuta un obbligo sproporzionato dall'interrogante del bidet nelle camere private delle strutture con standard qualitativi medio-alti, appare un requisito del tutto legittimo, poiché assolutamente coerente con la cultura italiana in tema di igiene e cura della persona. Tuttavia, al fine di non gravare eccessivamente sulle altre tipologie ricettive caratterizzate da standard medio-bassi o cubature limitate, il decreto garantisce un'apposita flessibilità consentendo l'installazione di attrezzature elettroniche evolute, superando così l'obbligo del bidet tradizionale, laddove la conformazione degli spazi o degli scarichi esistenti non ne permetta l'installazione secondo i parametri standard. La previsione di materiali ignifughi di classe IM certificata dal Ministero riguarda solo le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere e non anche le locazioni per finalità turistiche, come invece indicato nell'interrogazione in oggetto, e trova peraltro fondamento nelle norme antincendio di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal DM 6 ottobre 2003 e del successivo DM 14 luglio 2015. Questo punto però è stato rientra nella sentenza del TAR che è arrivata da poco in assessorato e quindi chiaramente nella nuova stesura del decreto ne dovremo tenere conto. Infine, con riferimento alle criticità del regolamento di condominio per le strutture extraalberghiere ubicate all'interno di edifici condominiali, si rappresenta che con decreto assessoriale numero 2735 dell'8/8/25 è stata operata una netta semplificazione, ma anche su questo punto ci rifaremo alla sentenza del TAR. Da ultimo si evidenzia che il testo della norma di che tratta sia stata oggetto di numerose sedute tenutesi in sede di quinta commissione in Ars, al fine di giungere alla stesura condivisa anche dal Governo regionale, che ha previsto altresì il citato obbligo del defibrillatore per evidenti ragioni di sicurezza, nonché la regolamentazione delle denominazioni quali luxury, resort, country hotel e boutique, al fine di impedire ogni autonoma assegnazione da parte delle strutture in assenza di criteri prestabiliti, fuorviante la scelta del turista consumatore finale. Per quanto riguarda i defibrillatori, anche questo punto sarà rivisto perché è uno dei punti che ci viene contestato nella sentenza del TAR. Quanto poi all'atto amministrativo attuativo della citata norma, il testo vigente è stato condiviso con le associazioni di categoria rappresentative del comparto alberghiere ed extraalberghiero nel corso di numerose riunioni volte a raccogliere le istanze del comparto stesso, verso le quali il Dipartimento ha sempre mostrato grande capacità di ascolto e apertura, valutandone e adottandole ove condivise con quest'organo politico. Quindi dicevo che nel frattempo è pervenuta una sentenza del TAR a seguito di un ricorso da parte di una associazione di categoria dell'extraalberghiero, per la quale si sta valutando se procedere all'impugnativa di alcuni punti della stessa, come ad esempio quello riguardante i requisiti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità,
così come raccomandato, anzi direi meglio prescritto dal Ministero della Giustizia in fase di valutazione del testo, della qualità del testo della legge 6 del 2025, articolo 5. Grazie. Prego, onorevole Lavardera. Sì, grazie onorevole Presidente. Rispetto a questa risposta di questa interrogazione, che anche questa è datata, per il semplice fatto che onore al merito al lavoro dei colleghi del Movimento 5 Stelle nella persona del capogruppo Antonio De Luca e anche all'onorevole Schillaci che se ne è occupata nella recente legge, sostanzialmente hanno fatto un emendamento che ha fatto di fatto superare anche l'esistenza stessa di questa interrogazione. Di fatto quindi ovviamente sono soddisfatto non tanto per la risposta dell'assessore ma per il lavoro fatto dai colleghi parlamentari, perché oggettivamente grazie a quel lavoro che hanno fatto il Movimento 5 Stelle, che qui pubblicamente ne do atto e merito, hanno dimostrato in qualche maniera di sovvertire una roba che non aveva né testa né coda e che oggettivamente ha dato la possibilità a tanti imprenditori siciliani di poter in qualche modo raddrizzare il tiro, perché evidentemente si stava andando in una direzione che era tutto il contrario di tutto. Quindi non sono soddisfatto per la risposta, sono soddisfatto per il lavoro dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie onorevole Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 2064. Necessari interventi per lo stanziamento di risorse economiche per il finanziamento del progetto cinematografico dedicato alla strage di Pizzolungo. A firma Safina e altri, con l'ok dell'assessore trasformiamo iscritta. Andiamo all'interrogazione 2167, notizie urgenti sulla gestione della cittadella dello sport di Siracusa, a firma dell'onorevole Lavardera. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Nella considerazione che la tematica di questa interrogazione non è materia dell'assessorato al turismo, abbiamo chiaramente scritto una nota all'assessore per le autonomie locali e quindi diciamo che è premesso appunto che la gestione della cittadella dello sport di Siracusa non rientra tra le competenze ascritte a questo ramo di amministrazione. Abbiamo potuto riportare gli unici elementi a disposizione che ci sono stati forniti appunto dall'assessorato agli enti locali competente per materia. Il segretario generale del Comune di Siracusa, su richiesta del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ha trasmesso a quest'ultimo una relazione sui fatti e sulle ragioni di diritto a firma del dirigente del settore Giovani Sport e Tempo Libero, che è stata ritenuta dal capo di gabinetto dell'assessore regionale per le autonomie locali esaustiva per chiarire la vicenda in ordine all'interrogazione parlamentare di che trattasi. Viene riportato in particolare che il dirigente del Comune ha formulato le seguenti precisazioni. A seguito della risoluzione del contratto con la SSD Circolo Canottieri Ortigia e del rilascio dell'impianto avvenuto il 29 aprile 2022, la SD Country Club 2.0 ha utilizzato i campi in assenza di titolo concessorio, effettuando altresì interventi non autorizzati di manutenzione straordinaria, per esempio la trasformazione di un campo da tennis in campo da pickleball. L'amministrazione comunale di Siracusa ha più volte diffidato l'associazione al rilascio dei campi in oggetto al fine di poterne disporre per la regolare assegnazione annuale a tutte le ASD richiedenti, tra le quali anche la SD Country Club 2.0. Successivamente, nell'impossibilità di poter accedere per quasi 2 anni ai campi da tennis siti presso la cittadella dello sport, quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Siracusa, l'ufficio competente ha avviato la procedura di riacquisizione coattiva del bene pubblico ai sensi degli articoli 823 e 828 del Codice Civile, per il ripristino appunto della piena disponibilità da parte del Comune di Siracusa. A seguito di questa riacquisizione, la SD Country Club 2.0 ha chiesto ed ottenuto la prosecuzione delle attività sportive programmate, quali partite di campionato e accesso all'impianto per effettuazione di allenamenti.
Inoltre, per quanto riguarda la riqualificazione dei campi da tennis, viene riportato che dalla documentazione agli atti dell'ufficio competente risulta che le opere di riqualificazione dei campi da tennis sono state finanziate dalla SSD Circolo Canottieri Ortigia durante la vigenza del contratto concessorio della Cittadella dello Sport, come comprovato dai bonifici e fatture intestate alla predetta associazione. Non emergono quindi danni patrimoniali a carico della SD Country Club. Per quanto riguarda la procedura di gara per la nuova concessione dei campi da tennis, la stessa è stata indetta con decisione a contrarre numero 3381 del 24 luglio 2024, si è svolta nel pieno rispetto della normativa vigente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'attuale concessionaria, pur avendo presentato un'offerta economica inferiore rispetto a quella dell'SD Country Club 2.0, ha formulato un'offerta tecnica più completa e articolata, in linea con i temi richiesti e con un livello di dettaglio superiore. Grazie Assessore. Prego onorevole. Grazie Presidente, parzialmente soddisfatto. Chiedo di trasformare le altre interrogazioni iscritte. D'accordo col collega Catanzaro. Grazie onorevole Vardera, e quindi trasformiamo iscritta la 2172 e la 2180 e la 2185. Grazie onorevole. A questo punto aveva chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro come ex articolo 83 e poi l'onorevole Giambone. Prego onorevole Catanzaro. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, quelli che ci sono dentro quest'Aula e presente il Governo. Presidente Di Paola, non è, io alla fine dell'Aula non parlo mai con l'ex articolo 83, però oggi mi preme intervenire dentro questa vuota Aula per trattare un tema che più volte è stato reiterato, discusso dentro quest'Aula, lo abbiamo fatto anche in momenti di finanziaria soprattutto, però è un tema al quale questo governo regionale non ha mai dato una risposta. E dico subito qual è il tema. Il tema si chiama Caso Siciliacque, quindi la società partecipata della Regione che gestisce le acque, al 25% partecipata e soprattutto controllata da Italgas SpA. Noi come gruppo parlamentare, Presidente Di Paola, il 17 luglio del 2025 abbiamo presentato per la prima volta la interrogazione numero 2109 con una richiesta di carattere di urgenza della risposta da parte del Governo per chiedere chiarimenti gestionali nei confronti di Siciliacque sui rapporti privati di Italgas e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e regionali. È entrato ora l'onorevole Cambiano, che più volte è intervenuto anche in momenti di finanziaria. Noi a quella interrogazione del 2025, Assessore, lei ovviamente si occupa di turismo, non abbiamo mai ricevuto nessuna risposta. Il 22 gennaio del 2026 abbiamo ripresentato, perché ulteriori fatti che sono intervenuti, e abbiamo presentato l'interpellanza numero 268, denunciando che quelle operazioni che inizialmente apparivano, rispetto alle cose che ci dicevamo in aula, come un rischio, si stavano concretizzando. Perché si sono verificati contratti di servizio pluriennali, affidamenti diretti al socio privato,
potenziali di fatto conflitti di interesse progressivo e inoltre uno svuotamento all'interno della società. E anche in questo caso, Assessore, lei che è in aula oggi ovviamente deve recepire quello che il Governo dovrebbe invece attivare, noi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. E allora oggi il problema non è più un problema soltanto di Siciliacque. Il problema è che questo Governo ritiene di continuare ad ignorare al Parlamento siciliano e quindi a chi ovviamente come noi tende di avere qualche notizia su una materia che riguarda il servizio idrico di 1,3 milioni di cittadini, centinaia di milioni di euro di infrastrutture pubbliche, l'impegno di risorse regionali straordinarie e il rischio di gravi, anzi gravissime, distorsioni gestionali in una partecipata regionale. Noi non stiamo però parlando di una società qualsiasi, stiamo parlando di una società che rischia di mettere in crisi l'intero approvvigionamento idrico di interi territori. E proprio per questo motivo ritengo, Presidente Di Paola, che la Regione Siciliana in questi anni è intervenuta più volte per evitare il collasso finanziario. Sono stati molteplici i soldi pubblici immessi tramite aumento di capitale, onorevole Cambiano, lei lo ricorderà, finanziamenti, anticipazioni, contributi straordinari ed interventi normativi eccezionali. Lo abbiamo fatto per evitare la interruzione del servizio pubblico essenziale. E qui nasce una domanda, Presidente Di Paola, che è una domanda proprio che ovviamente dà la centralità alla politica. Com'è possibile che una società che necessita continuamente di sostegno pubblico, che viene salvata con denaro dei cittadini siciliani, nello stesso tempo abbia avviato, da quando Italgas è entrata nel controllo societario, un sistema di affidamenti, consulenze, contratti di servizio, incarichi e appalti fiduciari che sembrano sempre andare nella direzione opposta rispetto all'economicità e alla trasparenza. Perché sa, Presidente Di Paola, noi non stiamo oggi immaginando di contestare ideologicamente il socio privato, contestiamo una gestione che appare sempre più orientata all'estrazione di valore dalla società piuttosto che al rafforzamento della sua capacità industriale. Eppure stiamo parlando di affidamenti che riguardano funzioni centrali come l'amministrazione, come la tecnologia e l'informazione, come il supporto legale, come il project management, la sicurezza. In pratica stiamo parlando di affidamenti che sono il cuore operativo della stessa società, con una situazione ancora più inquietante, oserei dire. Da quanto ci risulta, alcuni di questi contratti sarebbero stati sottoscritti da soggetti riconducibili alla stessa area di vertice del soggetto affidatario, cioè chi affida e chi ovviamente beneficia dell'affidamento sembrano appartenere alla stessa medesima sfera di controllo. Se questo, Presidente Di Paola, fosse confermato, saremmo di fronte ad non a un problema politico marginale, ma a un gigantesco problema
politico e di governance. E nel frattempo cosa sta accadendo dentro Siciliacque? Accade che il personale interno viene ridotto al limite della sostenibilità operativa. Accade che competenze storicamente interne vengono esternalizzate. Accade che si continua a fare ricorso a personale comandato dal socio privato con maggiorazioni. Questo non mi pare che si possa identificare nella razionalizzazione industriale. Questo rischia di diventare man mano uno svuotamento progressivo della società pubblica. Ricordiamo tra l'altro, Presidente Di Paola, come la Corte dei Conti abbia denunciato una simmetria intollerabile, nel senso che Siciliacque capta l'acqua dalle dighe e dalle sorgenti regionali a costo zero, senza pagare alcun canone alla regione, ma vende la stessa acqua all'ingrosso a tariffe piene, oserei dire molto piene ai comuni, ai consorzi locali, uno su tutte come AICA, scaricando ovviamente il doppio del costo su quello che grava ai nostri cittadini tramite le tasse e le bollette. Ma c'è un altro punto che io ritengo molto grave, Presidente Di Paola, e sul quale noi chiediamo sempre di più al Governo chiarezza. Vi è un sospetto fondato che per rappresentare una situazione economico-finanziaria più favorevole di quella reale, una parte rilevante di questi costi operativi sia stata impropriamente capitalizzata. Per questo il silenzio da parte di questo Governo non solo è incomprensibile, onorevole Cambiano, ma soprattutto per quello che ci riguarda è inaccettabile. La Regione nomina 3 membri del Consiglio di amministrazione di Siciliacque, quindi la Regione non può venirci a raccontare qui che non può dire di non sapere, di non avere strumenti, sto terminando Presidente, e di non avere responsabilità. E allora Presidente io le chiedo formalmente oggi, al di là del vuoto di quest'Aula, della non presenza del Governo, dell'assessore che si dovrebbe occupare di Siciliacque, ma lo chiedo formalmente a lei per trasferirlo al capo di questo Governo che è il Presidente dell'assessoramata, lo dico anche a lei, del Presidente della Regione che dice che sta andando avanti come un treno senza linee ferrate e senza l'acqua in Sicilia. Lo chiedo a voi formalmente che questo Governo risponda nell'immediato a chi ovviamente noi come parlamentari chiediamo notizie e che venga chiarito immediatamente quello che sta avvenendo sul rischio di una società strategica che in Sicilia deve essere utilizzata per ovviamente gestire quello che sono risorse importanti come l'acqua. E allora noi non intendiamo che questo avvenga nel silenzio generale e chiediamo davvero, formalmente lo chiedo a lei Presidente, che possa trasmettere questo mio intervento al Governo regionale, al Presidente della Regione, perché è chiaro, la prossima settimana noi faremo nuovamente aula sulle interrogazioni parlamentari, però io chiedo formalmente che ci sia la presenza del Governo per rispondere a queste interrogativi, a interpellanze. Non è più sopportabile. Chiediamo perché siamo di fronte ad una situazione che per quanto ci riguarda con tutte le altre sta diventando una sommatoria di problemi che man mano stanno davvero drasticamente danneggiando le siciliane e i siciliani. Grazie onorevole Catanzaro, io l'ho fatta parlare per più tempo anche perché il tema è veramente importante e critico. La prossima settimana sarà presente per le attività ispettive l'assessore Dagnino, perché ci sarà la rubrica economia e quindi magari l'assessore Dagnino potrà dare sicuramente qualche input di risposta. Ha chiesto di intervenire
l'onorevole Giambona come ex articolo 83 e poi riconvochiamo l'Aula alla prossima settimana. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Presidente, colleghi e cittadini, io sono nuovamente qui a richiamare quella che è una mancanza di attenzione da parte del Presidente della Regione su alcuni temi, i quali noi abbiamo attenzionato in questi giorni e fondamentalmente oggi io ritengo che sia una giornata importante, doverosa, ed è doveroso affrontare questa tematica. Questa notte a Carini, nella vicina Carini, sono andate a fuoco 20 automobili in una nota attività commerciale e questo, per così dire, è un evento drammatico che ci inquieta, che è solamente l'ultimo di una sequenza di fatti criminosi che sono avvenuti recentemente nella zona che vede interessate le comunità, la borgata di Sferacavallo, Tommaso Natale, poi il lungomare di Isola delle Femmine e Capaci, nelle quali sono state ritrovate delle bottiglie di liquido incendiario, poi ancora delle scariche di mitra in alcune vetrate e questa notte è arrivato l'ennesimo atto intimidatorio, probabilmente riconducibile a quello che è il racket delle estorsioni. Ed è un tema assolutamente grave perché sta avvenendo in questi ultimi tempi una vera e propria recrudescenza in un territorio che lentamente sta tentando di mettere assieme tutti i mattoni per tornare alla normalità e per ricostruire quella parola libertà, ecco, tanto agognata. E in tutto questo noi ci aspetteremmo la presenza delle istituzioni, anche solo per dare un segnale di solidarietà a quelli che sono gli esercenti le attività commerciali, gli imprenditori. Ebbene, nulla di tutto questo. Abbiamo un Ministro dell'Interno che l'unica cosa che sa dire è che bisogna mettere maggiori telecamere, per non parlare poi del nostro Presidente della Regione. Io ricordo a me stesso che l'articolo 31 recita che il Presidente della Regione è il soggetto che deve mantenere quella che è l'incolumità dei regionali, dei residenti della Regione siciliana. Ebbene, da parte sua, da parte del Presidente della Regione, ci siamo oramai abituati alla sua invisibilità, alle sue dichiarazioni che avvengono con il contagocce, ma su quello che sta avvenendo in Sicilia, su quella che è la escalation di questo clima di tensione, nessuna parola, non ha proferito una parola relativamente alla grave situazione che stiamo vivendo in questo momento. Ed è il motivo per il quale, siccome io sono un rappresentante che mi sento responsabile delle comunità che oggi naturalmente vivono una situazione di insicurezza che viene alimentata oltremodo, anche se la Premier Meloni ci aveva detto che avrebbe fatto di tutto per aumentare il controllo del territorio e aumentare le condizioni di sicurezza degli italiani, ebbene nulla di tutto questo. Ecco perché oggi mi sono fatto portavoce di una richiesta di incontro con il prefetto di Palermo e accanto a me c'erano i sindaci delle comunità interessate a questo fenomeno, il sindaco di Isola delle Femmine, di Carini, di Capaci, di Torretta, e con il prefetto abbiamo affrontato quelle che sono le innumerevoli difficoltà che hanno rappresentato i nostri sindaci. La prima questione che si dovrebbe portare avanti anche in questi tavoli è il tema delle risorse, pochissime, messe a disposizione delle comunità, che fanno sì che queste debbano tagliare sulle attività di prevenzione, che sono fondamentali, che debbano tagliare sulle risorse per il welfare, che tendono e devono tendere a ridurre le marginalità, che invece in questo caso aumentano, maggiori risorse che sono fondamentali per il personale, specialmente per il personale per controllare il territorio, e mi riferisco al tema della polizia locale. E poi al prefetto, che ringraziamo per la vicinanza, abbiamo pure rappresentato un'esigenza comune di una maggiore prossimità delle forze dell'ordine in queste comunità che sono oggetto di un vero e proprio attacco nei confronti dello Stato e delle istituzioni. E questo territorio, che d'estate diventa popolosissimo,
decine e decine di migliaia di turisti e di avventori hanno bisogno di un presidio fisso. Ecco perché noi abbiamo chiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine, un maggiore controllo del territorio, e c'è la collaborazione da parte delle istituzioni locali che da questo punto di vista necessitano di una risposta. E una risposta la deve fornire anche il Presidente della Regione, non può rimanere muto su tutti i temi che riguardano le emergenze e le urgenze dei siciliani. Un Presidente della Regione che non ci parla di lavoro, non è mai entrato nella sua agenda politica, che non ci parla dei giovani che vanno via dalla nostra terra, un Presidente della Regione che non parla di sanità, che non parla del quotidiano, non parla di nulla fondamentalmente. Ma che cosa ci sta a fare ancora qui il Presidente Schifani? Grazie onorevole Giambona. A questo punto io ringrazio ovviamente l'assessore e riconvochiamo l'Aula a mercoledì alle ore, mercoledì della prossima settimana, quindi mercoledì 3 giugno alle ore 15 con lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze della rubrica Economia. La seduta è chiusa.